Sant'Ilda, fin da bambina, sentiva una luce speciale dentro di sé, un desiderio profondo di fare del bene, di portare pace e amore a chiunque incontrasse. Nata in una famiglia nobile, aveva un cuore semplice, fatto per la gentilezza e la compassione. Quando a 13 anni fu battezzata, quel momento cambiò ogni cosa. Iniziò a vedere il mondo con occhi nuovi, un mondo dove la fede poteva trasformare ogni cuore, ogni vita. Crescendo, Ilda sentì forte il richiamo di Dio. Per 20 anni visse nel mondo, ma lo fece con nobiltà, servendo chi aveva bisogno e portando conforto a chi soffriva. Tuttavia, sentiva che non bastava. Nel suo cuore cresceva un sogno, consacrarsi completamente a Dio. Aveva in mente di partire, di lasciare la sua terra e di unirsi a un monastero lontano dove già viveva sua sorella, ma il destino aveva altri piani. Un giorno un vescovo saggio le parlò, la convinse a restare e a portare il suo amore e la sua forza nella sua terra natale. E Ilda, obbediente, tornò. Il suo cammino spirituale la portò lungo le rive di un fiume, dove ricevette in dono un piccolo pezzo di terra. Qui iniziò la sua vita monastica, vivendo in semplicità e preghiera. Ma ben presto la sua bontà e il suo talento per guidare gli altri divennero evidenti. Fu scelta per essere la badessa di un grande monastero. Qui uomini e donne vivevano separati ma pregavano insieme e Ilda era per loro un faro di fede e di saggezza. Con dolcezza e fermezza insegnò loro l'umiltà, la disciplina e la devozione. Ma il cuore di Ilda era grande e il suo amore per la conoscenza infinito. Credeva che l'istruzione fosse un dono prezioso, specialmente per chi si dedicava alla fede. Nel monastero istituì una biblioteca e incoraggiò lo studio della Sacra Scrittura. Spesso ripeteva ai suoi discepoli che la conoscenza era come una luce che illuminava l'anima e li avvicinava a Dio. Anche i re venivano a chiedere consiglio a questa donna straordinaria, ammirati dalla sua saggezza e dal suo spirito forte. Un giorno, tra i pastori che lavoravano nei campi del monastero, c'era un uomo semplice, un poeta nel cuore, ma senza sapere di esserlo. Si chiamava Caedmon e scriveva versi che toccavano il cuore come preghiere. Ilda lo incoraggiò a usare il suo dono per cantare la gloria di Dio in una lingua comprensibile a tutti, quella della sua gente. E Caedmon, ispirato dalle sue parole, compose canti meravigliosi, pieni di fede e speranza. Arrivò un tempo difficile per Ilda e il suo monastero, quando si tenne un grande incontro per decidere una questione importante, la data della Pasqua. C'erano tensioni tra coloro che seguivano la tradizione irlandese, come Ilda, e quelli che sostenevano il metodo romano. Fu una decisione difficile, ma quando venne scelta la via romana, Ilda accettò in silenzio, rispettosa e serena, mostrando la sua grande umiltà. Negli ultimi anni della sua vita, Ilda soffrì molto a causa di una malattia misteriosa che le causava dolore e debolezza, ma non si fermò mai. Continuò a insegnare, a ispirare, a guidare il suo popolo con la stessa forza e dolcezza di sempre. Poco prima della sua morte, una monaca di un convento vicino ebbe un sogno meraviglioso. Sentì le campane suonare dolcemente e vide l'anima di Ilda salire in cielo, portata dagli angeli. Quando i monaci di Whitby arrivarono all'alba per annunciare la notizia della sua morte,
Le consorelle già pregavano per lei, sentendo nel cuore che la loro amata badessa era finalmente nelle braccia di Dio. Dopo la sua morte, le terre del nord non dimenticarono mai questa donna straordinaria. Ovunque si parlava di Hilda, di come il suo spirito d'amore e dedizione avesse lasciato un segno profondo. Fu amata e venerata affinché il ricordo della sua luce continuasse a brillare come una stella nel cielo d'Inghilterra, a guidare chi cercava la pace e la fede. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.